Dichiarazione di dissesto ed è stata a Porto Empedocle un atto dovuto in seguito ad atti trasmessi dagli uffici finanziari. Il sindaco di Porto Empedocle, Ida Carmina, risponde alle accuse del suo predecessore, Lillo Firetto, che ha criticato la scelta della dichiarazione di dissesto, sostenendo appunto che nella città marinara si sarebbe dovuto agire con maggiore responsabilità ed evitare il ricorso al dissesto. Sarebbe stato bello se avessimo avuto margini di scelta, spiega il sindaco Carmina. A noi risultava un buco di bilancio oscillante tra i 16 e i 21 milioni di euro, 1 milione per abitante. Basti pensare questo a far capire il contesto in cui ci muovevamo. E non era possibile agire con misure diverse, come un piano di riequilibrio finanziario, come accertato dallo stesso dirigente del settore. Un minimo di serietà e di pudore, soprattutto quando si parla di situazioni di disastro lasciate in eredità ad altri, bisognerebbe adottarla, afferma il sindaco pentastellato. A sostegno della sua tesi, Carmina fornisce anche un preciso riferimento, un atto firmato proprio dal dirigente finanziario del comune, dottor Salvatore Alesci, nel quale si legge che a suo parere i presupposti per ricorrere alla procedura di riequilibrio pluriennale per risolvere la situazione di squilibrio strutturale complessivo del bilancio, nonché l'ormai conclamata situazione di crisi di cassa, sembrano non emergere nell'attuale contesto. Alesci, quindi, prendendo atto della situazione, riteneva come necessaria la tempestiva attivazione della procedura di dissesto.